sindaco Antonio Bertoncello per sentirci parlare di Portogruaro. A lei la parola, sindaco. Sì, noi anche quest'anno riproponiamo nella nostra splendida città l'iniziativa Terra dei Dogi nei giorni 8, 9 e 10 maggio, ormai è la quarta edizione e speriamo che anche quest'anno abbia e registri lo stesso successo dell'anno scorso. È un'iniziativa molto importante che serve per valorizzare la nostra città, farla conoscere a più gente possibile. Le iniziative che sono in campo sono molte di ordine enogastronomico, perché poi la finalità poi della Terra dei Dogi ha come scopo quella di promozionare i vini del nostro territorio, oltre che i prodotti agricoli. E assieme a tutto questo cerchiamo anche di cogliere un'occasione per promuovere la cultura, far conoscere la storia di Portogruaro, e le iniziative che sono previste sono numerose e anche significative. Quello che quest'anno rappresenta una grande novità è che coglieremo questa opportunità per far conoscere alla nostra città e ai visitatori sia la scuola di musica che abbiamo inaugurato di recente vicina al nuovo Teatro Russolo, e faremo anche delle anteprime in previsione dell'inaugurazione del teatro, primo stralcio del teatro, che sarà il 14-15 di maggio. Quindi un'occasione importante per visitare Portogruaro. Portogruaro sta riprendendo vita. Portogruaro forse, mi permetta il termine, lo metto tra virgolette, sonnecchiava, parlo di alcuni decenni fa, ma oggi ha preso coscienza di essere una grande realtà. Mi sbaglio? Ma diciamo che lo sforzo che noi stiamo facendo in questi ultimi 4-5 anni, continuando anche per la verità un lavoro precedente, è quello di far conoscere la città, investire molto sulla comunicazione, tentare di costruire degli eventi che siano di attrazione e cogliere la vicinanza con l'entroterra, con la spiaggia, scusate, e con l'apertura all'est, quello di far diventare non un territorio di transito, ma un territorio di grandi opportunità. Cogliere cioè il turista che viene giù d'estate con le esigenze non solo di Portogruaro, ma mettere assieme la storia di Portogruaro con quella di Concordia, con quella del vicino Friuli Sesto Reghena e con altro patrimonio artistico, oltre che quello ambientalistico. La città di Portogruaro è una città molto importante che ha una storia e quindi impone al sindaco di essere molto attento al governo di quella città, che è una città, come dicevo, che ha una storia straordinaria. Il compito è un compito difficile, anche perché nel passato ha vissuto un'esperienza diversa da oggi. Era una città prevalentemente agricola e oggi con l'apertura all'est e con un nuovo modello di sviluppo che si sta creando può diventare da area marginale area di cerniera, area di confine, e c'è un rischio forte che possa questa sua collocazione geografica diventare un'area solamente di passaggio e non di sosta, non di sviluppo, non di economia. Il corridoio 5, la terza corsia, il grande flusso di traffico dei paesi dell'est, se non viene governata bene, se non viene individuato bene la sua vocazione, che deve essere sì una città d'arte, una città di storia, una città che ha delle tradizioni, ma deve anche diventare una città che attraverso la cultura crea economia, crea sviluppo, crea occupazione. E questo è il compito più importante che noi abbiamo. Sul nostro programma che stiamo mettendo in cantiere parte proprio da lì, conoscere il presente e progettare il futuro. I consigli comunali a Portogruaro, a differenza di molti comuni, durano 7, 8, 10 ore. Cominciamo alle 6 e finiamo alle 2 di notte. Spesso, oltre agli argomenti importanti per la città, siamo interessati a interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, quindi è un consiglio comunale che forse rappresenta anche la complessità della città, i problemi che ha una città, la dimensione della città. Però, voglio dire, il tutto poi si esaurisce nel momento in cui il Consiglio Comunale termina, poi c'è
un rapporto di collaborazione con le forze politiche sia di maggioranza che di opposizione, e c'è un lavoro per aiutare la città a risolvere i suoi problemi, insomma, quindi è un lavoro, devo dire, anche entusiasmante sotto certi punti di vista, che ci consente di crescere tutti assieme, e siccome rappresentiamo molte parti della città riusciamo anche a portare a sintesi i problemi del nostro territorio. Allora, facciamo una carta d'identità invece di Portogruaro, molto semplice anche questa carta d'identità. Numero di abitanti? 25.000. 25.000. Frazioni? 8, 7, 8, perché poi bisogna distinguere, ci sono frazioni intese come noi le intendiamo propriamente, ma poi ci sono tutti i quartieri che hanno anche loro alcune caratteristiche particolari che hanno bisogno. Le frazioni più importanti, le frazioni più quella storiche. Quella più lontana è quella di Lugugnana, che poi si avvicina a Giussago e che confina con il comune di San Michele Bibione e con il comune di Caore, quindi con problemi particolari, la Brussa tanto per intenderci, quindi dista 16 km da Portogruaro, e l'amministrazione comunale in questo ultimo periodo ha attrezzato tutta una serie di uffici decentrati proprio per avvicinarsi ai cittadini e avvicinare il centro alle frazioni. Sumaga, che però è una importante frazione, una delle frazioni più popolose, che però è a ridosso a ovest, a ridosso del centro storico, che gioca un ruolo importante non solo sull'economia, perché c'è il PIP di Noiari, quindi c'è un'area industriale importante, ma c'è anche l'abbazia di Sumaga, che è un punto storico, culturale, religioso molto frequentato. Abbiamo parlato poco di musica, ed è la musica che nel periodo estivo la fa da padrona. Chi è che mi vede? Ma guardi, non solo la musica fa da padrone nel periodo estivo, noi abbiamo una scuola di musica che ha ormai 129 anni, che si è trasferita... E non li dimostra. E non li dimostra, anche perché è frequentata da molti giovani. Si è trasferita nella nuova sede vicino al nuovo teatro che inaugureremo il 14 e 15 maggio, e quindi credo che sia l'unico esempio in Italia dove una scuola di musica è vicina ed è collegata al teatro, quindi un'opportunità per gli studenti di provare, di misurarsi direttamente con uno splendido teatro, come dicevo prima, che verrà inaugurato. Però la sfida che io ho lanciato a Portogruaro è, a proposito di musica, voi organizzate dei concerti fantastici, però io sono stato, e lo dico, lo ripeto, ma perché proprio è una cosa vera, sono stato a Portogruaro un giorno d'estate con mia moglie, camminavo a caso in mezzo alle strade e c'erano tutti questi studenti, questi maestri che si allenavano, ognuno nella sua stanza, e quindi camminando sentivi le varie arie, chi suonava una cosa, chi suonava un'altra, per allenare. Potrei anche invitarlo il 14 e 15 maggio, dove in Piazza della Repubblica noi, a proposito di musica, rappresenteremo le linee e le forze della luce, che sarebbe un spettacolo di luci e suoni dedicato, ispirato da Luigi Russolo e al futurismo, e che dovrebbe in qualche maniera rappresentare l'artista, che è anche un musicista oltre che un pittore, e così avremo anche